Giorgio Bolzonello, capogruppo della Protezione Civile di Crocetta del Montello, più o meno attivo da circa 6 anni. Com'è cambiata la Protezione Civile in questo ultimo periodo? Ho cominciato a entrare nella Protezione Civile 6 anni fa. Per puro caso, avendo delle amicizie comuni, dopo 2 anni purtroppo l'ex capogruppo è morto, Lino Bolzonello, perché era un sogno il suo. E quindi per soddisfare un sogno che lui aveva, ha detto continuiamo. E ad oggi siamo arrivati a 30, tutti bravi, quindi tutti ben addestrati, provvisti ormai di corso base, quindi operativi totalmente. Tengo anche a ricordare in memoria il volontario Vito Innocente, che è stato il trade union tra la prima fase della protezione civile e la seconda, che è stato anche il guardiano del Piave nominato, quindi era sempre di supporto anche al Genio. In tutto questo periodo di Covid ci siamo trovati da passare da 12 persone, 12 unità, ad arrivare ad entrare tanti giovani che hanno voluto mettersi in gioco, hanno voluto mettersi in prova e hanno tanta potenzialità da dimostrare, e tanto è vero che è stata confermata la loro iscrizione ed oggi siamo a 30 persone e costruendo appunto anche un percorso di formazione per le varie esigenze, sia competenze per esempio nell'ambito di emergenza di carattere di temporali, quindi sul taglio degli alberi, queste normative, soprattutto queste procedure, e anche alle più semplici, che non sono le più banali, anche a gestire e dare supporto ai sinistri stradali che nella nostra zona, passando per esempio le 2 strade provinciali e la strada regionale, con bella affluenza di traffico, purtroppo succedono, e quindi è un modo anche per dare mano e dare supporto appunto alle forze dell'ordine. In questo caso, di tutti questi giovani che sono entrati, c'è anche una buona componente di quota rosa, cosa che fino agli anni scorsi, per esempio, tante ragazze e tante donne non c'erano, e quindi è da apprezzare la loro disponibilità e il modo anche di inserirsi nella protezione civile. Vice Sindaco Fritz, 18 anni fa la Protezione Civile è stata fondata da lei. Infatti, sono passati 18 anni e sono molto soddisfatto dell'evoluzione che ha avuto la Protezione Civile, delle competenze che ha acquisito e soprattutto della professionalità. A suo tempo, quando è stata istituita, ovviamente la Protezione Civile dipende direttamente dal sindaco, però il sindaco delega una persona a essere, diciamo, il responsabile organizzativo, e avevo individuato nel signor Alberto Casagrande questa persona, il quale, devo dire, si è prodigato moltissimo per cercare i nuovi adepti, per addestrarli e per creare loro quella forma mentis nell'operare che ancora all'epoca non c'era e che adesso invece è arrivata, diciamo, al suo apice. Sindaco Tormena, ben 18 anni di attività per quanto riguarda la protezione civile qui a Crocetta del Montello. È maggiorenne, la protezione civile nostra è diventata maggiorenne. In realtà il lavoro che è stato fatto è stato grandissimo sul territorio e sulle persone. Adesso è una protezione civile che si interfaccia con i concittadini, soprattutto lo abbiamo visto nel Covid, dove non finiremo mai di ringraziarli e stanno ancora lavorando a questo fine, ma soprattutto è importante secondo me ricordare, perché l'ho capito leggendo la delibera di 18 anni fa, lei è nata come difesa idraulica del fiume Piave, è una protezione civile nata nel 2003 con l'obiettivo principale di creare un organismo, delle persone formate in caso di piena. Il Piave è parte del nostro territorio, è parte della nostra vita e siamo abituati a gestire le sue varie forme e i modi in cui si manifesta anche attraverso protezione civile. E queste strutture che il Paese si è dato un po' alla volta, noi siamo abituati che il Piave entra nelle grave, fa il cosiddetto Ramon. Ramon che un domani, se ci fossero le casse di laminazione, non ci sarebbe più e Dio sa il cielo cosa succederebbe in sinistra Piave. Però
Non a caso, e a conferma di quello che diciamo tante volte, quindi anche un pericolo idraulico qualora fosse impedita l'entrata in caso di piena, non a caso noi 18 anni fa costituimmo la protezione civile.